If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second. Che una Alpenliga di tempo fa ha fatto molto bene di hockey. Purtroppo erano dentro soltanto certe squadre, non tutte, no? Questo era il problema, e ancora adesso è il problema, perché, come ho detto prima, solo 2 squadre sono accettate di giocare in questa tipo di competizione per momento. E creare quindi, ecco che c'è una federazione simile alla UEFA per il calcio europea, a cui poi le federazioni nazionali aderiscono. È questo un progetto possibile per il futuro? Quest'anno parte Champions League di hockey sul ghiaccio, no? Dove dentro ci saranno soltanto le squadre di nazioni fortissime come russi, cechi, finlandesi, svedesi e così. E con il prossimo anno cominciano anche qualificazioni per entrare in questa Champions League, però questo penso che per il momento è il livello troppo alto per poter giocare delle squadre nostre, anche della squadra nazionale nostra, perché bisogna dire che anche sul mondiali ci sono 3 livelli di qualità di hockey, no? sul mondiali di hockey. Primo livello sono le squadre che giocano per medaglie, per primi posti, il secondo sono lì in mezzo, e il terzo purtroppo siamo noi altri, no? Bisogna dire. Penso che questo, perché la federazione internazionale sta facendo anche una competizione di seconda categoria, che è Continental Cup, ma lì è soltanto sei dentro solo su un torneo dove se lo vinci vai avanti, se perdi quel torneo, se non sei al primo posto sei fuori, no? Purtroppo sarà difficile trovare un modo dove trovare posto per tutte le squadre di poter giocare. Servirebbe che almeno le prime 3 o le prime 4 potessero andare avanti, almeno solo la prima. Sì. Intanto salutiamo e ringraziamo anche il sindaco di Navale, che è vicepresidente della comunità montana e che rappresenta la comunità montana, e che ha voluto bloccare questo appuntamento. Grazie Tiziano. Coinciso, oggi si ricorda la storia dell'anno. Veramente sono emozionato perché mi ha detto parole. Non so cosa dire, io ringrazio tutti. Sul sito cerchiamo sempre di dare le notizie in anteprima, cerchiamo dei nomi nuovi dove ha lavorato il team, tutti quanti. Io ringrazio di questi 35 anni per la Pelliga, per la stella merito sportivo che diciamo è mezza di Gino, perché è il decano di questa favolosa società. Sono veramente emozionato. Volevo ricordare anche chi non c'è più, l'ultimo che è mancato purtroppo Zappia, non so cosa dire. Grazie. Grande fortuna dell'anno che poi c'era una rubrica una volta su un giornalino che leggevo io da ragazzino, non so se era il Monello o l'Intrepido, c'era io, dove c'erano i giocatori che si raccontavano, no? Mi è venuto in mente io, Nicola Fontanile, con l'esempio del papà. Adesso sei da esempio per i tuoi fratellini, guarda che hai una responsabilità mica da ridere, un po' come Soia con Marco, Paolo con Francesco, eccetera. E soprattutto questa incredibile voglia di Alleghe, perché diciamocelo chiaramente, Nicola poteva andare a giocare dove voleva da parecchi anni a questa parte, invece è qui. Cos'è l'Alleghe per Nicola Fontanile? Beh, innanzitutto devo ringraziare di essere nato qui, perché qui insomma è facile far parte dell'Alleghe, insomma. Comunque l'Alleghe mi ha dato tanto, mi ha permesso di girare il mondo. L'hockey mi ha fatto girare il mondo, ho solo 22 anni ma ho girato tantissimo, e più che risultati insomma è tutta l'esperienza
di questi anni, le amicizie che ho raccolto e i posti che ho visto, e penso che altri sport non ti danno questa opportunità, insomma. E niente, insomma, è uno sport particolare, io sono molto coinvolto, diciamo, come ha detto Paolo, a parte i rapporti familiari, insomma, questa è la mia vita. È emozionante essere qui e sentire parlare gli ex giocatori, quello che hanno provato loro, quello che ha detto Paolo, quello che ha detto Errol. È un piacere far parte di questa società, insomma. Ognuno ha rispetto di te, vedi, e questa è una cosa che ti fa. Vorrei ringraziare un grande Ferruccio, perché aveva beccato un grande dirigente, forse il migliore, Ferruccio Pombo. Io ho visto da quando è morto mio padre dallo secondo padre, e dopo io ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori del passato, Renato Petrolio e Besordo, e con grandi giocatori stranieri. Forse è stata la mia fortuna. Dico solo una cosa per i giovani: bisogna solo allenarsi, perché con niente non si riceve niente. Basta, chiudo. Ci sono volontari nella Serie A, il team leader è un volontario, ci sono volontari in tutte le giovanili, quindi io spero ardentemente che in futuro, anche perché speriamo che il 75esimo anno e le celebrazioni abbiano, non so, fatto rifiorire un po' di entusiasmo per l'hockey e per la squadra, anzi io invito tutti le nostre vecchie glorie, i nostri giocatori, che se hanno voglia e tempo da dedicare all'hockey in vallata, diciamo, non solo ad Alleghe, sono benvenuti. Bogdan Jakovic ha portato qualche cosa per il presidente dell'Alleghe Trigola Canadese. Vogliamo chiudere con un omaggio di Bogdan Jakovic. Ho tanti bei ricordi ad Alleghe, che sta dicendo Iacca, poi il resto è sicuramente privato. Mi sono dimenticato di fare foto per le cose prima, ma si fa le foto. Questo perché questo qui non è per il presidente, ma è per la nostra società. Hockey Club Alleghe, mi sento onorato e fiero di aver potuto far parte della società sportiva Hockey Club Alleghe nel ruolo di giocatore e allenatore. Grazie. Giacca con la famiglia. Da parte mia, da parte di Claudio, da parte dell'Alleghe, vi ringraziamo per la vostra attenzione. È andata anche tutte le lunghe, ho previsto 60 minuti ma ci siamo dilungati un po'. Vi aspettiamo questa sera per la seconda parte della festa. Sai che dovrete fare la passerella sul palco anche questa sera? Siete stati molto bravi ieri sera. Grazie. Prego. Grazie a tutti, vi lasciamo all'Apero Spritz Party, vero Matteo? C'è adesso, e poi questa sera Christian e Jack. Grazie a tutti. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains